Gloria al Signore. Leggeremo nel Vangelo di Luca, capitolo 8, leggeremo dal verso 40. Non sarò lungo, sarò breve, poi torneremo in preghiera. Vogliamo pregare il Signore, giornata oggi nazionale di preghiera. Luca 8, dal verso 40. Amen. Se l'avete trovato vi invito ad alzarvi in piedi. Dio sia lodato. Al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla perché tutti lo stavano aspettando. Ecco venire un uomo di nome Jairo che era capo della sinagoga e gettatosi ai piedi di Gesù lo pregava di entrare in casa sua, perché aveva una figlia unica di circa 12 anni che stava per morire. Or mentre Gesù vi andava, la folla faceva ressa intorno a lui. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva speso tutti i suoi beni con i medici senza poter essere guarita da nessuno, si avvicinò di dietro e gli toccò il lembo della veste, e in quell'istante il suo flusso ristagnò. E Gesù domandò: chi mi ha toccato? E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero: Maestro, la folla ti stringe e ti preme. Ma Gesù replicò: qualcuno mi ha toccato perché ho sentito che una potenza è uscita da me. La donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e gettatasi ai suoi piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo lo aveva toccato e come era stata guarita in un istante. Ma egli le disse: figliuola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Mentre egli parlava ancora, venne uno dalla casa del capo della sinagoga a dirgli: tua figlia è morta, non disturbare più il maestro. Ma Gesù, udito ciò, rispose a Jairo: non temere, solo abbi fede e sarà salva. Arrivato alla casa non permise a nessuno di entrare con lui all'infuori di Pietro, Giovanni, Giacomo, il padre e la madre della bambina. Or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei. Ma egli disse: non piangete, perché non è morta, ma dorme. E ridevano di lui, sapendo che era morta. Ma egli, prendendole la mano, disse ad alta voce: bambina, alzati. Lo spirito di lei ritornò ed ella si alzò subito. Gesù comandò che le dessero da mangiare e i genitori di lei rimasero sbalorditi, ma egli ordinò loro di non dire a nessuno quello che era avvenuto. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Vogliate accomodarvi. Sono due miracoli, uno vicino all'altro, magari uno programmato, l'altro invece, quello della donna che perdeva sangue, era stato un po' non previsto. Ma io credo che nulla succede mai per caso. Quando siamo alla presenza del Signore, quando lo cerchiamo, tutto può accadere. Voglio però parlarvi principalmente del primo miracolo. Questa sera poi a Pieve di Cadore parlerò del secondo miracolo. E questa mattina sento di parlare principalmente del primo miracolo, quello imprevisto. Intanto leggiamo che al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla perché tutti lo stavano aspettando. E credo che in questa mattina stiamo anche noi aspettando Gesù, vero? Amen. Quando c'è un'attesa, quando la Chiesa attende il Signore non delude la sua Chiesa. Quando i suoi figlioli aspettano Gesù, Gesù non delude. Amen. E come in questo caso tutti erano in aspettativa, aspettavano Gesù,
la folla sapeva che Gesù doveva fare quel giro che ha fatto, è stato a Gerasa, ha liberato quell'indemoniato a Gerasa e poi doveva tornare. E lo attendevano perché avevano ancora bisogno di lui. C'è sempre bisogno di Gesù. Questa mattina riconosciamo il nostro bisogno di Gesù. Alleluia, bisogno di pregare il Signore, di stare alla sua presenza. Bisogno che Egli compia qualcosa in noi, per noi, che nessun altro può fare. E mentre Egli era lì, e la folla lo stringeva da ogni lato, ci fu questo uomo, Jairo, che era capo della sinagoga, quindi un uomo in vista, un religioso. Si gettò ai piedi di Gesù e lo pregò di entrare in casa sua. E Gesù si stava avviando per andare a casa di quest'uomo, di Jairo. Ed ecco qui quello che non era forse previsto, no? Dalle circostanze, dalle persone, da Jairo, ma io credo che Gesù nella sua onniscienza sapeva che c'era anche quella donna che aveva bisogno di lui. E mentre Gesù si avvia, cammina, immagino come ci descrive la scrittura, la folla che lo stringeva da ogni lato, si sente toccare da questa donna che era gravemente ammalata da circa 12 anni, aveva perdite di sangue, aveva speso tutto, era stata da medici, da dottori, da guaritori, nessuno aveva potuto fare qualcosa per lei. Però questa donna, Marco ci rivela che pensa questa donna, avendo sentito parlare di Gesù, se riesco a toccare almeno il lembo della sua veste, sarò salvo. E questa donna si avvicinò, riesce, nonostante la folla, a toccare il lembo della veste di Gesù. Forse l'ha solo sfiorata la veste di Gesù. Non lo so, ma io credo che quell'andare lì, nonostante le sue perdite di sangue, stava male, in più la folla, ci dimostri grande determinazione di questa donna, grande fiducia nel Signore, vero? Amen, siete d'accordo? Grande fede nel Signore. E riesce a toccare il lembo della veste di Gesù. E la scrittura ci dice in quell'istante, proprio quando riesce a toccare il lembo della veste di Gesù, nello stesso momento, in quell'istante, lei fu guarita. Gloria al Signore. E Gesù domandò: chi mi ha toccato? È successo qualcosa. Chi mi ha toccato? E i discepoli a Gesù: è difficile dire chi ti ha toccato, perché qua ti toccano tutti. E tutti ti toccano, Gesù, ma no, qualcuno mi ha toccato perché ho sentito che una potenza è uscita da me. A me? Amen. Gesù si è reso conto che aveva fatto un miracolo. Chi è? Chi mi ha toccato? Gloria al Signore. Tutti si nascondevano, ma questa donna, vedendo che non era rimasta inosservata, ma si era accorto Gesù che lei lo aveva toccato, si fece avanti. Sono stata io. E ha raccontato il suo bisogno. Si è gettata ai suoi piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo lo aveva toccato. Io ti ho toccato perché ero gravemente ammalato, ma da quando ti ho toccato sono guarita. Amen? E Gesù la premia questa donna, la chiama figliuola, la tua fede ti ha salvato, vai in pace. Cosa poteva fare il Signore? Poteva rimproverarlo perché l'ha toccato. Gesù è qui
affinché noi possiamo toccarlo. Amen. Non è qui fisicamente, però possiamo toccarlo per fede. Amen. Amen? E per toccarlo con fede ci vuole determinazione da parte nostra, come quella donna. Ci saranno tanti impedimenti. Quando ti presenti davanti al Signore e vuoi pregare, troverai tanti impedimenti dentro di te, soprattutto. Mi auguro non fuori, perché qui siamo nella casa del Signore e siamo radunati nel nome di Gesù. Amen. Quindi, per quanto ci riguarda esteriormente, non vogliamo essere di ostacolo a nessuno e non troverai ostacoli in noi, nei tuoi fratelli, nelle tue sorelle. L'unico ostacolo che puoi trovare è dentro di te. Cosa ti impedisce di toccare per fede Gesù? Cosa ti impedisce di essere così determinato da fare in modo che il Signore possa darti quello di cui hai di bisogno? Noi non possiamo vedere dentro le persone, ma io so che Gesù può vedere dentro ognuno di noi. Amen. E se solo vogliamo veramente imitare questa donna, possiamo dire al Signore, mentre pregheremo tra poco: Signore, rimuovi dalla mia vita e dentro di me ogni ostacolo che mi impedisce di toccarti almeno il lembo della veste, di poterti solo sfiorare. Amen. E credo che se riusciamo a sfiorare almeno il Signore, sentire la sua presenza dentro di noi, essere certi che Egli qui, oggi, ora, in mezzo a noi, credo che una potenza potrà uscire ancora oggi per noi. Amen. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Figliuola, la tua fede ti ha salvata. Hai avuto fede. La tua fede ti ha salvata. Vai in pace. Quella donna non era più malata, era guarita. Dopo 12 anni di attesa è bastato un istante che il Signore ha cambiato la sua vita. Amen. E credo che in questa mattina possa bastare al Signore un istante. Un piccolo istante che tu gli puoi dare affinché Egli possa trovare campo libero dentro di te e possa agire facendoti del bene. Amen? Amen. Alleluia, siamo in attesa, vero? Aspettiamo Gesù come quella folla Amen. e allora il Signore non ci deluderà. Gloria al Signore. Vogliamo cantare adesso un cantico e dopo vogliamo stare in preghiera. Prendiamoci tutto il tempo che possiamo, ancora sono le 11:15, preghiamo il Signore, abbiamo bisogno, imitiamo quella donna. Alleluia. Numero 19, sono qui a lodarti. Gloria al Signore. Luce del mondo nel buio del cuore, vieni ed illuminami. Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Re della storia e Re della gloria, sei sceso in terra fra noi. Con umiltà
dono hai lasciato per dimostrarci il tuo amore. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morì per me. Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morì per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Vogliamo chinare il nostro capo. Alleluia, gloria al Signore. Vogliamo fare nostre queste parole di questo cantico. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio. Solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Alleluia, gloria al Signore.